Pace e bene, un saluto a voi presenti e a quanti attraverso la televisione da casa si uniscono alla celebrazione di questa Eucaristia presso il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto I cieli narrano la gloria di Dio, il numero 1. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità, la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi. Il Signore Gesù ci invita anche oggi all'ascolto della parola, alla partecipazione all'Eucaristia. Riconosciamo di essere peccatori, invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison. Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia, o Signore, perché sorretti dal tuo paterno aiuto non ci stanchiamo mai di operare il bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, io non mi vergogno del Vangelo perché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima come del greco. In esso infatti si rivela la giustizia di Dio da fede a fede, come sta scritto: il giusto per fede vivrà. Infatti, l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ogni ingiustizia di uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia, poiché ciò che di Dio si può conoscere è loro manifesto. Dio stesso lo ha manifestato a loro. Infatti, le sue perfezioni invisibili, ossia la sua eterna potenza e divinità, vengono contemplate e comprese dalla creazione del mondo attraverso le opere da Lui compiute.
Essi dunque non hanno alcun motivo di scusa perché, pur avendo conosciuto Dio, non lo hanno glorificato né ringraziato come Dio, ma si sono perduti nei loro vani ragionamenti e la loro mente ottusa si è ottenebrata. Mentre si dichiaravano sapienti, sono diventati stolti e hanno scambiato la gloria del Dio incorruttibile con un'immagine e una figura di uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Perciò Dio li ha abbandonati all'impurità secondo i desideri del loro cuore, tanto da disonorare fra loro i propri corpi, perché hanno scambiato la verità di Dio con la menzogna e hanno adorato e servito le creature anziché il Creatore, che è benedetto nei secoli. Amen. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. I cieli narrano la gloria di Dio. I cieli narrano la gloria di Dio, l'opera delle sue mani annuncia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il racconto e la notte alla notte ne trasmette notizia. Senza linguaggio, senza parole, senza che si oda la loro voce, per tutta la terra si diffonde il loro annuncio e ai confini del mondo il loro messaggio. Alleluia, 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 alleluia. La parola di Dio è viva, efficace, discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre Gesù stava parlando, un fariseo lo invitò a pranzo. Egli andò e si mise a tavola. Il fariseo vide e si meravigliò che non avesse fatto le abluzioni prima del pranzo. Allora il Signore gli disse: voi farisei pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma il vostro interno è pieno di avidità e di cattiveria. Stolti, colui che ha fatto l'esterno non ha forse fatto anche l'interno? Date piuttosto elemosina quello che c'è dentro, ed ecco per voi tutto sarà puro. Parola del Signore. Questo brano del Vangelo il Signore invita a una conversione profonda del cuore. La fede non ha bisogno di apparire, ma di essere. E Gesù, verso questo fariseo, condanna questa sicurezza centrata nel compimento della legge. Però si ferma soltanto all'aspetto esteriore, dicendo che il fariseo è preoccupato di pulire l'esterno del bicchiere del piatto, ma l'interno rimane sporco. È quello che un tipo di comportamento truccato, possiamo dire. Esternamente si sentono a posto, ma internamente, interiormente il cuore è lontano.
Allora il Signore usa anche termini molto forti. Dice: voi siete pieni di avidità e di cattiveria. E che rimedio c'è di fronte a questo stile di vita? C'è un solo rimedio: la carità. Traducete la vostra fede in una carità operosa, una carità che è l'elemosina, ma che è ogni atteggiamento di donazione, di offerta di se stessi. Ecco che il Signore ancora una volta ci chiama alla conversione del nostro cuore per poterlo seguire. Non basta, una fede esteriore, ma occorre tradurre questa fede nella carità. Un po' sull'esempio anche di Maria, quando riceve l'annuncio dell'angelo, dice sì al Signore con la sua fede e poi la prima cosa che fa, va ad aiutare la cugina Elisabetta nelle faccende di casa. Una fede che si traduce in carità. Chiediamo anche noi al Signore di poter fare questo passaggio ogni giorno, passare dalla nostra fede, dalla nostra preghiera, dalla partecipazione all'Eucarestia a una carità concreta e quotidiana. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, le preghiere dei tuoi fedeli insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo, per Cristo nostro Signore.
Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del Tuo amore ci chiami a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la Tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva, per Cristo Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a Te il nostro canto e proclamiamo con gioia la Tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, e fonte di ogni santità. Ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del Tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai Suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai Suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del Tuo Figlio, Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla Tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della Tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione col nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri, i diaconi, il popolo che Tu hai redento. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Di Leone, e nella Tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del Tuo volto.
Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Leopoldo e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, per la conversione dei peccatori e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Solo chi ama. 83. Noi annunciamo la parola eterna, Dio è amore, questa è la voce che ha varcato i tempi, Dio è carità. Passa questo mondo, passano i secoli, solo chi
passerà mai. Passa questo mondo, passano i secoli, solo chi ama non passerà mai. Dio è luce, in Lui non c'è la notte, Dio è amore. Noi camminiamo lungo il suo sentiero, Dio è carità. Passa questo mondo, passano i secoli, solo chi ama non passerà mai. Passa questo mondo, passano i secoli, solo chi ama non passerà mai. Noi ci amiamo perché Lui ci ama, Dio è amore. Egli per primo diede a noi la vita, Dio è carità. Passa questo mondo, passano i secoli, solo chi ama non passerà mai. Passa questo mondo, passano i secoli, solo chi ama non passerà mai. Preghiamo. Ti supplichiamo, Padre di infinita grandezza, come cenuti del corpo e sangue del tuo Figlio, così rendici partecipi della natura divina, per Cristo nostro Signore. O Dio, tu manifesti la tua onnipotenza soprattutto nella misericordia e nel perdono. Hai voluto che San Leopoldo ne fosse tuo fedele testimone. Per i suoi meriti concedi a noi di celebrare nel sacramento della riconciliazione la grandezza del tuo amore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Giovane donna, 165. Giovane donna, attesa dell'umanità, un desiderio d'amore pura libertà. Il Dio lontano è qui vicino a te, voce silenzio, annuncio di novità.
bellezza di due patrimoni dell'umanità. Angolo del mondo. La bellezza di spazi che raccontano il tempo. Segui il fluire dei secoli che attraversano storia, scienza e cultura. Scopri una città dove ogni incontro diventa un'esperienza. Padova, dove la vita è arte. Avete infissi vecchi, non buttateli, non ci sono le guarnizioni, non c'è la vetrocamera, il freddo entra da tutte le parti, ma c'è la soluzione. Restaurarli di qualsiasi età e condizione, vi assicuriamo altri 50 anni di vita e con la garanzia Zanatta. Guarnizioni a tenuta stagna, vetro isolante a doppia sicurezza, camera con gas e vetro energy, zanzariere e isolamento cassonetti, e tutto in giornata. Non buttare i tuoi infissi, restaurali con Zanatta. Zanatta Vetro e Falegnameria Zanatta da più di 40 anni a Montebelluna. Affidati a chi sa darti la visibilità e la dignità che meriti. Difesa e tutelare chi ne ha più bisogno. Far valere i propri diritti e quelli di chi guarda al futuro. Noi della CISL Pensionati crediamo che esista un modo solidale per far valere i propri diritti. Tutela previdenziale e sociosanitaria, servizi e assistenza fiscale. Con oltre 2000 sedi in tutta Italia. Noi ci siamo. La tua azienda è pronta a innovare? Allora non perdere l'appuntamento con Impact, la prima fiera in Italia dedicata ai servizi e alle innovazioni per le imprese. Ti aspettano 100 espositori selezionati, pronti a supportare la tua azienda nelle sfide quotidiane, grazie a un'ampia gamma di servizi all'avanguardia. Registrati ora e ricevi il tuo biglietto d'ingresso gratuito alla fiera. Ti aspettiamo